Franco Rigosi di Medicina Democratica e siamo qui in provincia per batterci contro l'autorizzazione della Alles che sta passando in Consiglio Comunale come parere consultivo al via regionale alla valutazione di impatto ambientale. L'Alles è solo un tassello di quel polo o distretto di rifiuti speciali tossico-nocivi che sta passando in regione e che è composto dall'SG31, un inceneritore di rifiuti tossico-nocivi che era stato fermato l'anno scorso, che la regione vuole far ripartire con i rifiuti di tutta Italia, la SIMAR, che è un altro stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali tossico-nocivi di Marghera, e la STE, che è uno stoccaggio, solo stoccaggio, quindi non lavorazione di rifiuti da 100.000 tonnellate anno. Il complesso di tutti arriva sui 500.000 tonnellate anno. Quindi noi ci battiamo per evitare questa follia, questo ritorno indietro di 50 anni della realtà di Marghera, perché vogliamo che qui il distretto non sia di rifiuti ma sia per le energie rinnovabili, che ci sia un distretto per la lotta ai cambiamenti climatici e non assolutamente un distretto di rifiuti tossico-nocivi. Il fatto è strettamente legato al potenziamento del SG31, che attualmente non è in grado di arrivare a raggiungere il pareggio dell'autosufficienza economica, perché sarebbe solo 30.000 e non le 100.000 che richiederebbero. Quindi nell'intervento complessivo si legano in sostanza SG31, STE, Alles e ovviamente previa autorizzazione che dovrebbe essere data oggi, speriamo di no, in regione sull'SG31, e una serie di società create. Devo fare un po' il quadro complessivo del distretto di rifiuti tossico-nocivi speciali che sta avvenendo davanti a Marghera, perché solo quello consente di capire la situazione di peggioramento della qualità dell'ambiente che ricadrà su Marghera e dintorni. A Marghera attualmente c'è un forno inceneritore, l'SG31, che è fermo perché il petrolchimico non riesce più ad alimentarlo. È quello del petrolchimico che è utilizzabile alla potenzialità di 100.000 tonnellate anno. Attualmente era sotto le 30.000, quindi l'hanno fermato e hanno preferito smistare i rifiuti in giro per altre zone. Per farlo ripartire, siccome è già autorizzato, la Regione l'ha addirittura comprato attraverso una propria società, la SIFA, e proprio stamattina, 2 marzo, in Regione la Giunta ha fatto l'accordo con un privato che è Mantovani, Veritas e Venetacqua, mi pare, per gestire questo impianto e riavviarlo, con rifiuti però da tutta Italia e forse anche dalla Slovenia, da fuori. Per queste quantità di rifiuti che sono necessari all'impianto si pensava ad uno stoccaggio STE di 100.000 tonnellate anno, che però è fermo in Regione in commissione via, perché sembra che il progettista non abbia la proprietà del terreno su cui deve essere fatto, e su questo sono state raccolte 12.000 firme dalla nostra associazione contro questo impianto correlato all'SG31, quindi al quadro SG31. Nel frattempo è partita l'Alles, che vista la situazione ha chiesto il potenziamento di trattamento rifiuti da 700 a 1.000 tonnellate al giorno. Questi rifiuti che lei tratta sono per lo più fanghi e materiale da inertizzare, cioè da ridurre il colciamento a materiale solido da mandare in discarica, oppure materiale da essiccare, quindi mandare negli essiccatoi a pressa, filtri a pressa, per poi mandarlo nei forni inceneritori, quindi nell'SG31, e quindi questa grossa quantità di aumento di circa il 30% implicherebbe un diffondimento dell'SG31, ma comunque un peggioramento della situazione ambientale di Marghera, perché sono di più le quantità di materiali trattati che fanno polveri, perché c'è una frantumazione, un'inertizzazione, e in più ci sono tutti i mezzi, i camion, le betoline che portano altri 300 tonnellate al giorno di questi materiali. Oltre a questo, che è in commissione via regionale e la provincia deve dargli il parere, deve esprimere un parere in commissione via provinciale, perché la provincia ha un voto in via regionale, mentre il comune non c'ha neanche un voto, l'ARPA ha 2 voti e tutti gli altri sono voti della regione, 9 esperti nominati dalla regione e gli altri dagli uffici regionali, quindi la regione autorizzerà se stessa con l'SG31 se dovesse potenziarlo, perché nel progetto iniziale l'SG31 andava addirittura potenziato a 125.000 tonnellate l'anno e raddoppiato con un impianto gemello a fianco. E in più una centrale turbogas, una centrale termica da 60 megawatt, sempre per avere soldi per gli introiti della regione. E quindi un business complessivo elettrico e rifiuti che la regione ha messo in piedi per
per far cassa sostanzialmente, per finanziare poi un PIF che è il depuratore delle acque industriali, che è invece in deficit, anche quello il quadro, perché la regione ha questa mania, lo fa con la Pedemontana, l'ha fatto con il depuratore dei rifiuti industriali, lo fa con l'SG31, che loro garantiscono al privato che prende in gestione un impianto che se non raggiunge una certa quantità di materiale trattato, di automezzi che passano per la Pedemontana, la differenza con una certa quantità la paga la regione con i nostri soldi, cioè gli garantisce un minimo di introiti. Siccome il PIF, per esempio, il depuratore non ce la fa perché Marghera stava chiudendo, la regione deve dargli questi milioni di euro all'anno. Allora per recuperare quei soldi parte con il progetto dell'SG31, quindi questo meccanismo complessivo. Nel frattempo appunto in questo quadro, sempre a Marghera, la Simar, che è un'industria che è vicino alla Fincantieri, ha chiesto di passare da 18.000 tonnellate anno a 45.000 tonnellate anno di rifiuti tossico-nocivi metallici da trattare in un forno che ha già. Questo forno adesso lavora un certo numero di ore, col triplicamento delle quantità naturalmente lavorerebbe il triplo di tempo. Siccome emette a camino in modo autorizzato cadmio, nickel, cromo, cioè il peggio che ci può essere di sostanze tossico-nocive di metalli, perché lavorano metalli appunto, cioè residui di automezzi, le pile, le scariche, cioè lavorano tutti i metalli per recuperare rame, zinco, cioè materiali nobili, quindi per guadagnarci, lo porterebbero addirittura da tutta Europa sempre. E quindi questo impianto che vogliono triplicare praticamente porterebbe altri camion nella zona di Marghera e altre emissioni nocive. Quindi quando noi come Assemblea Permanente chiedevamo di fare a Marghera, di convertirli in modo ambientale ed ecologico per fare un polo o un distretto delle energie rinnovabili o un polo, un distretto per la lotta al cambiamento climatico, spalleggiati anche dall'università, perché l'università su questo piano si sta muovendo anche se non ha l'appoggio degli enti pubblici, comune, provincia, regione, che sono molto indietro su questa Università di Venezia. E su questa cosa, secondo noi, ci sarebbero margini per mettere in piedi, come c'è il Vega che sta lavorando molto sulle nanotecnologie, ci sarebbe spazio per fare nuovi progetti di distretti. E invece va avanti questo distretto, mega distretto dei rifiuti tossico-nocivi industriali, che sta andando avanti di fatto perché la regione è il peggior padrone, appunto come dicevo prima, perché autorizza se stessa e quindi è difficile fermarla, come è dimostrato stamattina che vanno avanti comunque con l'SG31. Adesso noi stiamo cercando di bloccare l'Alles e poi la Simar conseguentemente in provincia, però anche lì con molta difficoltà perché in regione la commissione VIA è governata dalla regione e in provincia ha un voto solo su circa 20